Familiari a Quinto per i funerali della 55enne stroncata da un malore. Venerdì doppio dolore, suo marito sconvolto si è tolto la vita alla vigilia dell'addio. Il parroco: Dio ci lascia liberi di scegliere se vivere o morire. Ai funerali anche le nipoti dell'uomo: provo rabbia, dice una di loro. La vicina di casa nell'officina ha lasciato un biglietto su ogni moto con nome e numero dei clienti, aveva già deciso tutto. Tragedia della A28, rigettata anche la nuova richiesta di patteggiamento per l'imprenditore bulgaro che uccise Jessica e Sara il 21 giugno a Pordenone. Il processo con rito abbreviato che prevede lo sconto di 1/3 della pena. Continua lo stato di agitazione dei lavoratori amministrativi della Procura di Treviso, gravata da una scopertura di organico del 40%. Stamane il tavolo in prefettura. Spese e bollette sempre più care, famiglie in piazza. Il 10 giugno la manifestazione organizzata dalle associazioni dei consumatori. Gli aumenti peseranno fino a 1.900 euro all'anno a famiglia. Controlli dai carabinieri del NAS in tutta Italia nell'ambito della medicina estetica e nella Marca chiuse 2 attività di parrucchiera ed estetista. La rabbia e l'amarezza degli alpini derubati dell'incasso dello stand gastronomico sulle mura di Treviso nello scorso weekend. Chissà da quanto ci seguivano. Per la prima volta una telecamera entra all'interno del centro Paludi, appunto nelle Alpi, nell'enorme fabbricato costruito nel 99 per farne un centro commerciale mai realizzato. Oggi in una stanza angusta ha trovato casa un giovane migrante. TG Treviso, buonasera, ben ritrovati. Partiamo con l'ultimo saluto a Giovanna Vanina. Oggi alle 15 i funerali della Bikers, l'ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di Quinto. Tanti amici che si sono stretti attorno al dolore della famiglia, un doppio dolore come avete sentito nei titoli, perché il marito, travolto dalla sofferenza, non ha retto e si è tolto la vita proprio alla vigilia dei funerali. Meraviglioso. Quando me l'ha consegnata 2 anni fa è stata una cosa, l'emotività, perché me l'hanno fatta e non sapevo niente, hanno fatto quello che hanno voluto loro, specialmente Luca ha detto te la faccio così via e basta. Un grande amico. Sì. Che tipo di persona era Luca? Socievole, molto simpatica, sempre gentile e come lui sua moglie. Una persona speciale che porteremo sempre nel cuore, proprio per la forza che ha dimostrato in tutti questi anni. Una lunga fila di bikers, uno ad uno, arrivano per prendere posto sul grande piazzale della chiesa di San Giorgio, che per un pomeriggio risuona del rombo dei motori. Abbracci commossi e strette di mano tra amici vicini e lontani, tutti uniti dall'affetto per la loro Jojo e per il loro Luca. Esempio di onestà e cuore che non ha retto alla morte della sua amata, scegliendo di togliersi la vita il giorno prima del suo funerale. In 600 arriveranno da tutta Italia per salutare Giovanna e pregare per Luca. E insieme formano una coppia invidiabile, una coppia affiatata, con una passione in comune per la moto, in particolare le Harley Davidson. Vivono insieme un quarto di secolo e ora insieme muoiono. Nelle parole di Don Stefano Bressan, parroco di Quinto, la storia di Giovanna, dalla nascita alla scoperta del diabete a 20 anni, fino al male affrontato sempre a testa alta, la sua forza e la sua voglia di vivere. La moto per lei era libertà. Il nome di Luca, quel posto vuoto accanto ad amici e parenti, torna sempre, durante l'omelia ma anche nel ricordo dei nipoti, letto con emozione alla fine della cerimonia. Ho l'armadio pieno di te con tutti i vestiti che mi davi, ho il braccio tatuato per te, ho il cuore pieno di te. Hai affrontato la vita regalando sorrisi a tutti e piangendo per conto tuo, e tutti ti ricorderemo per la tua pazzia, il tuo sorriso e per la tua voglia di vivere, sempre nonostante qualsiasi ostacolo. Per quanto riguarda mio zio Plucchi, colui con il quale condivido lo stesso cognome, ma soprattutto lo stesso sangue, ecco, in questo momento non voglio pronunciarmi, probabilmente potrebbero uscire tante parole di rabbia. I parenti si stringono attorno a mamma Giuliana e al fratello Frank. In chiesa arrivano anche il sindaco Sartori e l'ex sindaco D'Alziglio. Il dolore da sopportare oggi per tutti è ancora più grande. Alla fine della cerimonia le mani degli amici una dopo l'altra si posano sulla bara di legno naturale adornata semplicemente con rose e rosa e un mazzo di girasoli. Ora Giovanna fa esperienza diretta del Dio che ama la vita. Fa esperienza diretta del Dio che rispetta la libertà, a tal punto da lasciare a noi la decisione se vivere o morire. Nel laboratorio di Luca Simeonato, quello che gestiva insieme alla sua Giovanna, sono stati trovati dei biglietti proprio nelle motociclette a cui stava lavorando, segno forse che tutto era già stato premeditato.
si amavano tantissimo, si volevano un bene dell'anima. Soltanto che lui, con la morte di sua moglie, non è riuscito a sopportare il dolore e ha preferito fare così. Luca Simeonato aveva già deciso, ne è sicura Annalisa, la titolare insieme ai 4 fratelli del negozio di ortofrutta che si trova accanto allo Shop 74, l'officina famosa in tutta Italia per l'arte di Luca di customizzare Harley Davidson. Con Giovanna gestivano questo laboratorio da 10 anni. Ha preparato tutto, nel senso che ha messo i bigliettini per ogni moto del proprietario. Un biglietto per ogni moto con nome e proprietario e numero di telefono. Così Luca ha chiuso la porta della sua vita alle sue spalle per andarsene in questo cantiere di via Nogaret, a pochi passi dalla casa in cui viveva con la moglie. Avrebbe dovuto incontrare Don Stefano Bressana al termine del rosario per Giovanna ieri sera. Si erano sentiti telefonicamente. Poi la scelta che ha lasciato nello sgomento un'intera comunità. Era una persona splendida, buona, sempre col sorriso. Lui mi apriva questa finestra qui. Ciao Annalisa, come stai? È un vuoto enorme che mi è rimasto. Non riesco proprio a sopportare questo vuoto, non riesco. Tragedia della A28, rigettata la nuova richiesta di patteggiamento per l'imprenditore bulgaro che uccise Jessica e Sara. Si è visto rigettare l'istanza di patteggiamento per la seconda volta di Dmitrij Trajkov, l'imprenditore bulgaro di 61 anni accusato di omicidio stradale plurimo per la morte in A28 la sera del 30 gennaio delle cugine Sara Rizzotto e Jessica Fragasso, incidente che avrebbe provocato in stato di ebbrezza, fuggendo poi senza prestare soccorso. Trajkov è stato invece ammesso al rito abbreviato che gli consentirà di beneficiare dello sconto di 1/3 della pena. Malgrado l'offerta di aumentare proprio la pena da scontare da 4 anni e 8 mesi a 5 anni, almeno uno dei quali da trascorrere in carcere, e sul tavolo fosse stato messo anche un assegno da 70.000 euro a titolo di risarcimento per le figliolette di Sara, il procuratore di Pordenone Raffaele Tito ha respinto qualsiasi ipotesi di accordo, una chiusura che la difesa non si aspettava. Dopo una settimana nella quale abbiamo parlato e nella quale lo stesso procuratore aveva manifestato un'apertura al 90%, e oggi è stato rifiutato quasi con sdegno il consenso da parte del procuratore, ritenendo inaccettabile qualunque proposta in tal senso. Ripeto, dopo che ne avevamo discusso in maniera molto garbata nel corso quantomeno dell'ultima settimana. L'avvocato Massanzana e il collega Loris Padalino hanno subito comunicato la decisione della procura al loro assistito. Accetta quale che sia la decisione, ma ripeto, anche noi, quelle che ci sono le decisioni dei giudici saranno sempre rispettate, trovarsi al cospetto di atteggiamenti di fiera opposizione, dopo che invece questa fiera opposizione non c'era, ci ha lasciato un po' perplessi. Il processo con rito abbreviato dunque si celebrerà il 21 e 28 giugno. Nella prima udienza sarà ascoltato un operaio che sostiene di aver trascorso quella giornata con Trajkov senza mai averlo visto bere alcol. Nella seconda sarà pronunciata la sentenza. Se ci sarà condanna, questa sarà una pena un po' più alta, però nel frattempo si è perso molto più tempo per celebrare un processo che la settimana prossima poteva finire, e invece così si protrarrà per almeno altri 2 anni. Senza esito il tavolo in prefettura sulla carenza di personale nella procura di Treviso. Stiamo parlando di personale amministrativo, lo stato di agitazione dunque continuerà. Nessuna conciliazione tra le due parti al tavolo di confronto sulle pesanti carenze di personale amministrativo in procura convocato dal prefetto Angelo Sidotti. Dopo la proclamazione dello stato di agitazione dei lavoratori si sono ritrovati faccia a faccia i sindacati e il procuratore della Repubblica Marco Martani, che definisce grave la situazione e parla di rallentamento del lavoro degli uffici, ma spiega anche di non avere poteri per risolvere la situazione. Io non ho la possibilità di fare delle assunzioni dirette, non ho neanche uno dei margini per gestire lo straordinario, non in maniera molto modesta, per cui insomma, ho fatto delle richieste sia al Ministero, ho chiesto anche un ampliamento dei distacchi della Regione Veneto sulla base di una convenzione che è stata istituita recentemente,
e adesso vedremo cosa sortiranno queste richieste. Difficile fare previsioni quindi, e intanto i lavoratori, solamente 26 contro i 42 previsti in pianta organica, sono fortemente sotto stress. Ogni volta che se manca qualcuno per malattie, per cose, si devono fare i salti mortali per trovare come coprire il buco. Noi apprezziamo gli sforzi del procuratore, che si rende conto della grave carenza di personale amministrativo. Riteniamo però questi sforzi allo stato attuale assolutamente insufficienti, perché laddove dovessero andare in porto, perché ancora non sono comunque misure certe, sono le richieste, si potrebbero recuperare 2-3 persone. Con una carenza di 16 unità diciamo è assolutamente insufficiente. Lo stato di agitazione prosegue, lo sciopero ovviamente è l'ultima nostra arma, cercheremo di fare anche delle attività di sensibilizzazione con l'utenza e anche con la politica, perché si faccia un tavolo a livello della provincia di Treviso o a livello regionale per capire le amministrazioni che hanno bisogno di personale, quindi fare un piano straordinario per cercare di incrementare il personale. Spese e bollette sempre più care, lo stiamo vedendo tutti i giorni. Il 10 giugno le famiglie scenderanno in piazza per una manifestazione organizzata dalle associazioni dei consumatori. Stiamo organizzando insieme alla quasi totalità delle associazioni dei consumatori riconosciute per il prossimo 10 giugno una manifestazione che si terrà su tutto il territorio nazionale. Riteniamo che sia giunto il momento che tutti noi manifestiamo la gravità di questa situazione. Dal caro bollette alla spesa alimentare sempre più costosa, famiglie in piazza con le associazioni dei consumatori per chiedere interventi strutturali in grado di invertire una situazione sempre più preoccupante. Secondo il nostro osservatorio prezzi, parliamo di un incremento di spesa sempre su base annua di oltre 1.900 euro per una famiglia tipo. Diminuisce poi ovviamente il consumo di determinati beni, abbiamo calcolato un meno 16% di utilizzo di carne e pesce, ad esempio, ma la cosa più preoccupante, se vogliamo, è la diminuzione delle spese per la cura della persona e soprattutto anche della salute. Gli interventi finora attuati dal governo non sono sufficienti, secondo Federconsumatori, che chiede provvedimenti non più solo emergenziali su vari settori, a partire da quello dell'energia. Ad esempio abbiamo chiesto al governo che venga modificato il criterio di calcolo in base al quale ARERA, che è l'autorità garante, stabilisce il prezzo di luce e gas per il mercato tutelato e che poi funge insomma da raffronto anche sul mercato libero. Oppure ancora l'annosa questione della riforma degli oneri di sistema, la definizione di una casistica della morosità incolpevole, soprattutto in questo periodo in cui appunto le famiglie sono sempre in difficoltà, ma non possono essere sempre provvedimenti spot. Bisogna dare delle regole che durino nel tempo. In Africa la situazione a causa della guerra in Ucraina è già quasi apocalittica. Vi proponiamo il racconto di padre Giuseppe Cavallini, direttore della rivista Negrizia, intervistato ieri sera a Ring dal vice direttore Ferdinando Avarino. Il fatto che sia scoppiata la guerra è stato davvero devastante, perché da noi, come ben sappiamo, Draghi ha chiesto di ridurre un po' il consumo dell'energia, magari raffreddando meno durante l'estate le nostre stanze. Laggiù ha significato entrare in un clima di siccità, di carestia e adesso di fame, perché le ultime dichiarazioni delle Nazioni Unite parlano di addirittura tutto assieme 35 milioni di persone a rischio di fame e quindi di morte. 35 milioni. 35 milioni, di cui 17 milioni nel Corno d'Africa ed il resto nei paesi del Sahel. E poi c'è da aggiungere anche Mozambico e Madagascar, che pure hanno cominciato a vivere una situazione di carestia tremenda, soprattutto nel Madagascar del Sud. O si sblocca questa situazione, il Kenya riceveva il 70% del fabbisogno, diciamo, di pane. Ormai il pane sta diventando il
diciamo, il cibo staple food, il cibo fondamentale per molti di questi paesi. Ecco. Quindi la Libia, l'Algeria, la Tunisia hanno tutte sofferto la stessa situazione e finché rimarrà questo blocco il rischio di fame sarà fortissimo. Arrivano i missionari e mi dicono che hanno già cominciato anche a morire, soprattutto in Etiopia. Io sono stato 30 anni in Etiopia e lo so cosa succede a morire i bambini. Come sappiamo è la solita categoria iniziale, poi arrivano le donne, gli anziani e infine gli adulti, insomma, ecco, questa è la situazione. Chiaramente questo porterà a nuovi abbandoni della propria terra verso l'Europa e l'Italia in particolar modo, immagino. Rischiamo davvero di ritrovarci in brevi anni con delle invasioni che nessuno sarà capace di colmare, di bloccare, perché ci vorranno politiche del tutto diverse. Purtroppo abbiamo anche un'Europa che, come ben sappiamo, non riesce a trovare una modalità unica di intervenire né nel conflitto né nei confronti di questo continente, anzi ancor meno. L'unica roba che gli interessa, un'altra cosa che diciamo su Nigrizia, è che vengono in cerca di sfruttacchiare gas e petrolio da questi paesi. Le 7 materie, poi la legge quadro, le iniziative a favore dell'autonomia intraprese dal Partito Democratico, secondo il governatore Luca Zaia, sarebbero già superate. Siamo sempre stati assolutamente disponibili a dialogare con tutti, ma siamo arrivati ai tempi supplementari, cioè la legge quadro è già stata fatta, il mandato del Consiglio regionale per andare a trattare è già stato dato. Aprire oggi un tavolo di discussione non serve a nulla, visto e considerato che le discussioni le abbiamo fatte a suo tempo, si è trattato e oggi c'è già la legge quadro scritta a livello nazionale. Benvenga questa folgorazione sulla via di Damasco, ma la proposta di legge quadro sull'autonomia stesa dal Partito Democratico arriva per il governatore Zaia a tempo quasi scaduto. Il percorso necessario il Veneto lo ha già compiuto, spiega Zaia, l'unico interlocutore della regione è e rimane il governo. A me non risulta che il governo abbia incaricato il PD di fare la trattativa. Voglio ricordare che noi la nostra trattativa, quando dico noi sto parlando di Emilia Romagna, di Veneto, di Lombardia, la nostra trattativa l'abbiamo fatta con gli uffici e con il ministro Gelmini. La legge quadro non ci serve oggi proposta dal PD perché è già stata proposta dal ministro Gelmini assieme a noi ed è già oggetto di valutazione legislativa a Palazzo Chigi ed è già nel tavolo da mesi al Ministero delle Finanze, per cui penso che il PD possa solo attendere che questa legge arrivi in Parlamento e decidere se votarla oppure no. Zaia rispedisce al mittente la tesi secondo la quale la via dell'autonomia sarebbe facilitata, come sostengono i Dem, dalla scelta di poche mirate materie come le 7 libere dai LEP, i livelli essenziali di prestazione, su cui il Partito Democratico propone di concentrarsi. Le faccio un solo esempio per far capire la malafede. Ci sono delle regioni, penso all'Emilia Romagna che non è della Lega ma del PD, piuttosto che la Toscana, che hanno chiesto poche materie, anche loro stanno battagliando con noi per avere l'autonomia. Se fosse vero che basta chiederne poche per avere l'autonomia, ci sarebbe già realizzato questo progetto. Di buono, conclude il governatore, c'è dunque che il PD si dimostra aperto a votare la legge in Parlamento, ma sulla richiesta di avviare un confronto in Consiglio regionale Zaia ribadisce l'inutilità e l'inopportunità di questo passaggio. Se oggi aprissi un tavolo regionale il governo mi dice scusa ma fino adesso abbiamo lavorato per parlare di cosa? Cronaca, controlli dei carabinieri del NAS in tutta Italia, nei centri della medicina estetica e nella Marca sono state chiuse 2 attività. Un negozio di parrucchiere estetista a Treviso, nel quartiere di Sant'Antonino, ed un salone di Ormelle. Anche 2 attività della Marca trevigiana sono finite nel mirino dei carabinieri del NAS, impegnati in un'operazione su tutto il territorio nazionale dopo i recenti episodi di interventi di chirurgia estetica effettuati da personale non qualificato che hanno avuto conseguenze gravi, anche fatali, sui clienti. Nel caso del negozio di Treviso, il titolare, di origini straniere, aveva presentato un falso attestato di qualifica professionale ed un'autocertificazione sempre falsa riguardante i requisiti professionali. L'uomo è stato denunciato, struttura e attrezzature per un valore di 250.000 euro circa sono state sequestrate. Stessa situazione anche per il parrucchiere di Ormelle. In questo caso il valore dei beni sottoposti a sequestro amministrativo è di 150.000 euro. Irregolarità di minore entità sono state riscontrate dai NAS di Treviso anche in altri 4 centri, 2 a Milano, 1 a Favaro Veneto e 1 a Feltre. I controlli in tutto il paese hanno coinvolto 793 strutture, sono stati disposti d'intesa con il Ministero della Salute per verificare la corretta erogazione di prestazioni di medicina estetica.
Vistosi scoperto, ha scagliato contro gli agenti la bicicletta che aveva rubato, ma è stato bloccato e denunciato. Si tratta di un 18enne kosovaro incastrato dalle immagini delle telecamere di sorveglianza mentre rubava la costosa bicicletta nelle vicinanze della stazione. Il furto è avvenuto ieri sera, la mattina seguente i vigili lo hanno riconosciuto, alla fine dell'inseguimento è stato portato in comando. Il 18enne è già noto, qualche settimana fa era stato trovato a danneggiare il parcheggio Dal Negro. Attraverso il sistema di videosorveglianza è stato accertato che assieme al kosovaro ci fosse un complice che fungeva da palo. Anche il secondo soggetto, un 18enne di Montebelluna, è stato identificato come l'autore di un furto di un monopattino in piazza Santa Maria dei Battuti. Siamo al furto dell'incasso allo stand gastronomico degli Alpini, siamo sulle mura di Treviso, l'amarezza ovviamente delle persone che sono state derubate. Quanti soldi sono riusciti a portare via? Sono circa 5.000 euro. Per noi era una manna caduta dal cielo, perché dopo 2 anni di chiusura questa praticamente era la prima attività che ci permetteva di recuperare un po' di denaro. Considerato il fatto che 2 anni fa avevamo iniziato dei lavori di ristrutturazione, abbiamo un mutuo da pagare, contavamo proprio su questi soldini. Gli alpini derubati provano ancora tanta rabbia. Il furto della cassa alla manifestazione Regioni d'Europa avvenuto questo fine settimana sulle mura di Treviso non riescono ancora a digerirlo. A fine serata il cassiere dello stand gastronomico era appena salito in auto quando un malvivente ha aperto la portiera e si è impossessato dell'incasso appoggiato sul sedile. Poi con l'aiuto di un complice è fuggito a bordo di una Jeep Renegade che ha imboccato via Caccianiga contromano, un colpo che a quanto sembra non è una novità per queste edizioni. Abbiamo parlato con il gestore di uno stand vicino al nostro, il quale ha riferito che quando c'è stata la manifestazione a Castelfranco è successa la stessa cosa a uno stand vicino al suo. Un ulteriore tassello che porta a pensare agli alpini di trovarsi di fronte a professionisti che hanno pianificato il colpo nei minimi dettagli. Sicuramente per le modalità possiamo dire che è stato premeditato, perché la persona non era sola, era accompagnata. Evidentemente hanno visto la tipologia di movimento che c'è stata sia giovedì sera che il venerdì, come si muoveva il cassiere. Del caso si sta occupando la polizia, che sta visionando tutte le immagini delle telecamere di videosorveglianza nella speranza di trovare i responsabili. Le penne nere, sebbene ferite, non mollano mai e guardano avanti. Vabbè, ci rimboccheremo le maniche e proseguiremo in qualche altro modo. Siamo alla politica. Silea, il sindaco Rossella Cendron si ricandida con la civica Silea. Oggi per lei sarebbe il secondo mandato. Manca meno di un mese alle elezioni amministrative. A Silea l'attuale sindaco Rossella Cendron si ricandida con la lista civica di centro Silea Oggi, nel segno della continuità. La nostra lista civica Silea Oggi si ripresenta nel segno della continuità col motto condividiamo il nostro futuro, proprio perché con competenza e passione vogliamo finire il lavoro che abbiamo iniziato 5 anni fa. Alla domanda su quali siano le prime 3 cose che farebbe nel caso si riconfermasse sindaco, Rossella Cendron non ha dubbi: riqualificazione urbana, impianti sportivi, viabilità, traffico e piste ciclabili sono i temi sui quali punta la lista Silea Oggi. Sicuramente parliamo di riqualificazione urbana, quindi valorizzazione dei centri storici, delle piazze cittadine, degli edifici storici da riqualificare, impianti sportivi concepiti come cittadella dello sport e ricucitura delle piste ciclabili. Senza tralasciare gli aspetti delicati legati al disagio sociale, sempre più evidenti nella nostra società. Finanziamenti saranno dedicati anche alla cultura, con una novità importante che coinvolgerà la musica e i giovani. Interventi anche in ambito sociali, quindi con un lavoro importante di famiglie in rete per combattere il disagio sociale che è aumentato negli ultimi 2 anni, e soprattutto uno sguardo potente sulla cultura, come per esempio la valorizzazione di quella che può essere la nascita di una nuova orchestra giovanile a Silea. Andiamo in pubblicità tra poco.
Ben ritrovati, ripartiamo dai diplomi internazionali che sono stati consegnati al Collegio Vescovile Pio X per 11 studenti che hanno intrapreso un percorso particolare in vista dell'università. Il gesto del lancio dei tocchi alla fine della cerimonia è un qualcosa di più di un atto conclusivo di un ciclo scolastico, e anche il riconoscimento dei risultati raggiunti che rimane nella memoria dei ragazzi. È un momento però anche che apre nuove porte. Il lancio del tocco come trampolino verso il futuro per gli 11 ragazzi che si sono visti consegnare i diplomi dell'International Baccalaureate 2021-2022 all'auditorium del Collegio Vescovile Pio X. Il baccalaureato internazionale è un percorso altamente formativo e completamente in lingua inglese, offerto da insegnanti di profilo internazionale. L'obiettivo è lo sviluppo di conoscenze e competenze che possono garantire agli studenti l'accesso alle università più competitive in tutto il mondo. Iniziano in International Certificate, che è 2 anni, poi spostano al Baccalaureate per 2 anni e dopo concludono con l'esame. Abbiamo portato lungo un percorso complesso, competitivo e molto bello, molto solido per 4 anni. Allora per noi e anche per noi siamo orgogliosissimi di loro. Ragazzi che ora possono intraprendere il loro percorso con notevoli risorse in più. Ci ha fatto cambiare molto e ci ha fatto anche maturare tanto, almeno personalmente. Ti porta veramente a cambiare in tanti modi, tipo come gestisci il tuo tempo, a gestire le tue priorità. La cerimonia per me non è la più importante, per me sono proprio loro, sono quello che mi porto a casa e le memorie che mi porto a casa con loro. È quello l'importante, è l'amicizia che ho formato in questi 2 anni. Bello! Ora a teatro con il Festival Marca Gioiosa et Amorosa. Gioiosa ed amorosa Treviso Contemporary Theatre Festival per gli amici GEA 22. Che cosa aspettarsi? 4 spettacoli, tra cui una grande produzione che coinvolgerà anche il CTT, visite guidate all'interno del teatro, restituzione di laboratori di drammaturgia, di critica, di performance in giro per la città, insomma un sacco di roba. Dall'8 al 17 luglio al Teatro Mario del Monaco torna GEA, la kermesse realizzata dal Comitato Teatro Treviso in collaborazione con il Comune di Treviso e il Teatro Stabile del Veneto. Sarà un momento di vivace rinascita per la città dopo la pandemia, un'occasione di aggregazione e inclusione con laboratori e processi creativi, di scrittura, performance e critica, aperti al pubblico di ogni età per generare nuove relazioni, condivisioni e comunità. Gioia, amore, matriarcato e patriarcato, i temi dell'edizione 2022 intitolata Madre in Italy, come stimoli per indagare le infinite sfaccettature dei rapporti tra il potere, il genere maschile e quello femminile. Quest'anno, tra l'altro, non ci saranno solo ospiti, ma si produrranno spettacoli insieme a dei giovani talenti. Festival che devo dire anche quest'anno porta in serbo diverse sorprese, soprattutto nomi non soltanto locali, regionali, ma nazionali, ma anche conosciuti a livello internazionale. Sarà un teatro Mario del Monaco aperto 9 giorni su 10 all'interno del festival, e quindi anche qui questo teatro che diventa sempre più parte della città. Cultura, ma anche feste, DJ set, in giro per la città di Treviso. Laboratori. www.gioiosaetamorosa.it. Volley, siamo allo sport, si apre un'estate calda sul fronte mercato per l'Imoco Volley che saluta Paola Engu e altre stelle della squadra, pronta ad accogliere nuovi talenti per la prossima stagione. A guardare al futuro fiduciosi sono per primi i tifosi che ieri sera hanno affollato Piazza Cima Conegliano. Si dice sempre, no, chiusa una porta si apre un portone. Speriamo che sia un portone migliore di vincere tutto il prossimo anno. Lo spirito giallo-blu è questo e tale resterà nella stagione 2022-2023, quella della nuova Imoco che ora saluta tra le altre Egonu, Silla, Foli. Alle porte un'estate calda sul fronte mercato con nomi come Robinson, Gennari, Gray e Squarcini in arrivo, e soprattutto quella Isabel Hack che intraprende il percorso inverso di Paola Egonu da Istanbul a Conegliano per non far rimpiangere la pantera delle pantere. Punteremo sempre a restare in una società di vertice e chiaramente ci impegneremo anche durante quest'estate per questo. È giusto dare un cambio, diremo, di atlete e ripartire e riaprire un nuovo ciclo. In Piazza Cima tifosi di ogni età, ci sono cori, sorrisi, brindisi e selfie con le beniamine, e se un po' di amaro in bocca è rimasto dopo Lubiana è già dimenticato.
sono ragazze che ci mettono l'anima e il cuore in campo e noi siamo pronti a sostenerle sempre in qualsiasi momento. Perché tutti sono convinti alla fine che le giocatrici passano, ma la squadra resta. Tutti sono, come si dice, tutti sono importanti, nessuno è indispensabile. Quindi penso che si ripeterà e anche meglio, ma non per tirar via qualcosa a loro, assolutamente. Va via una, arriva un'altra e si va avanti sempre. Avevo fatto una scommessa che avevo promesso di tagliare i baffi in caso di vittoria dei Coppa Campioni. Era durante il servizio militare, non tagliavo più, dal 1974, quindi non avrei tagliati volentieri. La scommessa la ripeterò il prossimo anno. Apriamo la pagina delle notizie di Belluno. Partiamo da qui, dal centro Paludi a Ponte nelle Alpi. Per la prima volta una telecamera riesce ad entrare, la nostra esclusiva, dentro alla cattedrale nel deserto. Così appare quell'enorme fabbricato costruito nel lontano 1999 per farne un grande centro commerciale che non è mai stato realizzato. Siamo entrati da un pertugio sul lato ovest della recinzione, un tempo invalicabile che delimita l'area del grande centro Paludi a Ponte nelle Alpi. Per la prima volta è possibile vedere da vicino ciò che è diventato quell'immobile eretto nel lontano 1999. La distruzione regna all'interno del centro a Paludi di Ponte nelle Alpi, che fu nell'idea originaria centro commerciale, mai portato a termine. Vi facciamo vedere con Stefano Bozzi la situazione anche del non solo del degrado ma anche della distruzione e probabilmente anche della pericolosità del luogo, perché come potete vedere il pavimento presenta delle fessurazioni molto importanti. 7.300 metri quadrati destinati nel 2000 ad ospitare negozi, bar, multisala, ipermercato, bowling, tutto individuato nelle planimetrie pubblicate online, pur se quel luogo non poteva essere commerciale per l'esaurimento degli spazi previsti dalla legge regionale. 23 anni dopo, quell'immobile fantasma che si affaccia sulla 51 di Alemagna è fagocitato dall'incuria del tempo e dalle vicissitudini senza fine di passaggi di proprietà, l'ultimo nel 2017, quando la TM2 di Reggio Emilia, inadempiente del contratto di leasing, è costretta a cedere l'enorme fabbricato a Banca Intesa e oggi nella disponibilità della sua consociata Intrum. Sarebbe dovuto diventare la porta delle Dolomiti, un'area logistica a supporto delle aziende bellunesi, ma i lavori non sono mai partiti. In un augusto riparo del centro Paludi ha trovato casa Aziz, un giovane migrante di 32 anni del Benin, regolare in Italia dal 2011. Aziz, tu vivi qui dentro? Sì. Da quanto tempo? 4 mesi qui. Sì. Aziz ci mostra la sua casa di fortuna, senza luce né acqua, un giaciglio per terra, la sua bicicletta che usa per spostarsi nella zona artigianale di Paludi, dove riesce a raccimolare qualche offerta in cambio di lavoretti e per raggiungere la mensa della Caritas a Belluno, che gli offre un pasto al giorno e che si è attivata per trovargli un alloggio decoroso. Giovedì prossimo Aziz ha un appuntamento al centro per l'impiego. E se non trova di casa qui bene, non c'è problemi. A dare una mano ad Aziz, l'imprenditore Pier Vincenzo De Pra, che nell'area artigianale di Paludi ha la sua azienda che opera nel settore delle materie plastiche. Il suo racconto e le sue considerazioni sul centro Paludi. Sta abitando già da 4-5 mesi, ha trascorso tutto l'inverno. Non oso immaginare in che situazione, perché non ci sono servizi, non c'è riscaldamento, non c'è luce. Pier Vincenzo De Pra, imprenditore nel settore delle materie plastiche con sede nell'area industriale e artigianale fra Ponte nelle Alpi e Alpago, ci parla del suo incontro con Aziz, che vive all'interno del centro Paludi. È in regola con i documenti, ha il suo permesso di soggiorno e la carta d'identità. È un ragazzo anche sveglio che potrebbe avere assunzione presso qualche attività, però nessuno lo prende perché è un rischio ad avere in azienda una persona che non ha una fissa dimora. Per Aziz si sono mossi i servizi sociali del comune di Ponte nelle Alpi, che ha interessato la Caritas, e incredibilmente pare che nella zona non si trovi un posto uno per ospitarlo. Aziz vive in solitudine al centro Paludi, dove il degrado regna sovrano e la situazione è sempre più grave. È una situazione disastrosa di totale abbandono. È un peccato perché questo centro era stato progettato
progettato ed era stato pensato per dare veramente un'importanza alla zona dell'Alpago in generale e soprattutto alla zona industriale. Il progetto di fare del centro Paludi la porta delle Dolomiti con destinazione logistica e promozionale anche in vista delle Olimpiadi 2026 non decolla. Avevano ventilato anche di suddividere lo stabile dando la possibilità a degli operatori, come potremmo essere noi, altre aziende, di inserirsi con dei magazzini, con delle attività ricettive, però il tutto sembra sia partito male perché la zona che è stata lottizzata molti anni fa doveva essere lottizzata in una certa forma e poi il progetto invece ha cambiato veste. Chi nel 2000 aveva investito per aprire lì la propria attività si è trovato con un pugno di mosche in mano. Oggi dentro è tutto distrutto, ma per Aziz il centro Paludi è un porto sicuro dopo quello di Lampedusa, rampa di lancio di un futuro migliore che purtroppo resta ancora miraggio. Terna investe oltre 200 milioni di euro nel nord-est e in Lombardia per la nuova rete elettrica dei Giochi Olimpici e Paralimpici del 2026. La società ha avviato la fase più complessa del progetto di ammodernamento della rete di trasmissione in alta tensione. In provincia di Belluno già dal 2020 Terna ha messo in esercizio il nuovo cavo Zuel-Somprade tra Cortina d'Ampezzo e Auronzo di Cadore ed è prevista la connessione della nuova cabina primaria di Araba del distributore locale. Questa è l'ultima notizia per noi, siamo alle previsioni del tempo, grazie per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento sui nostri canali, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica cede lievemente. Una perturbazione atlantica in transito sul nostro territorio causerà un peggioramento del tempo. Vediamo il dettaglio di mercoledì 25 maggio. Sul Veneto situazione instabile, lo vedete, qualche momento soleggiato in mattinata, ma a seguire aumento della nuvolosità con piogge sparse anche su rilievi, zone pedemontane e pianura centro-occidentale. Nel pomeriggio poi i fenomeni si estenderanno anche al resto della regione, compreso il litorale. Temperature minime tra 11 e 19 gradi, massime invece tra i 25 e i 30 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà più asciutto al mattino, poi piogge via via più diffuse e anche abbondanti sui monti ma anche altrove. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime comprese invece tra i 27 e i 29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il contesto sarà esattamente variabile. Avremo un'alternanza di rasserenamenti e temporali a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi, massime in calo sui 23 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.